Il corpo di Leone Nardon, trascinato fino al bacino di Trissino, è qui che lo hanno ritrovato i vigili del fuoco intorno alle 8. 2 ore dopo anche il figlio Francesco viene recuperato dalle acque impetuose e fangose del torrente Agno e a qualche centinaio di metri a monte. Padre e figlio, 64 e 21 anni, sono stati trascinati per 15 chilometri a valle dalla furia dell'acqua. Una famiglia distrutta e inghiottita dalla voragine che si è aperta sul ponte dei Nori a Valdagno. Pare fossero arrivati sul posto per dare una mano alla protezione civile impegnata nella gestione del maltempo, ma all'improvviso il ponte ha ceduto. Un boato pazzesco che ha risucchiato l'auto dove si trovavano padre e figlio. Abitavano a pochi metri da dove sono morti Leone e Francesco, la moglie e le altre 2 figlie chiuse nel dolore. Poche vie più in là la Sitec, ditta che il 64enne ingegnere aveva fondato 30 anni fa. Il figlio Francesco studiava per seguire le orme del padre, come racconta il responsabile tecnico dell'azienda. Li conosco da sempre, il Gino Nardon, l'ho conosciuto quando sono venuto a lavorare qui, mentre il figlio passava da quando era piccolo e poi è cresciuto qui, insomma, in questa azienda, veniva a fare gli stage. Adesso so che studiava all'università. Era una grande persona e lascia un grande vuoto per tutti. Ecco, è una persona di grande umanità e anche di grande esperienza, di cultura tecnica, insomma, ecco, ci mancherà molto. Padre e figlio tornavano da Verona, il passaggio sul Ponte dei Nori per arrivare a casa. Per cercare di dare una mano, l'azienda di Nardon aveva messo a punto un dispositivo per la misurazione di livelli delle acque e movimenti delle frane. Avevamo un progetto, anzi più di un progetto, di sistemi che misuravano i livelli dei fiumi e anche delle frane. E pensiamo che magari fosse interessato a vedere questa cosa ieri sera. Possiamo immaginare che magari stesse andando a trovare sua madre che abita a valle, però non sappiamo di preciso dove stesse andando. Il Ponte dei Nori, luogo della tragedia, è stato posto sotto sequestro. La procura di Vicenza ha aperto un'indagine. Si profila l'ipotesi di reato per disastro colposo, al momento a carico di ignoti. È il ponte parallelo e più vecchio a quello principale che attraversa Valdagno. Un anno fa era stato oggetto di verifiche. L'ultima volta è stato controllato circa un anno fa e aveva dato dal punto di vista sismico un rischio medio. Adesso abbiamo parlato anche col perito che ci ha visionato i ponti stamattina con l'ingegnere e per capire la dinamica di come sia successo. Diciamo che la spiegazione che dà l'ingegnere è sull'eccezionale livello di acqua e il ritorno di acqua che ha smosso le strutture. Voi che allerta avevate per ieri? Noi avevamo un'allerta gialla. Il sindaco di Valdagno ha annunciato che quando verranno fissati i funerali di Leone e Francesco Nardon sarà proclamato il lutto cittadino. Conoscevo Leone Nardon, un ottimo imprenditore, veramente una perdita enorme per la nostra comunità perché pur essendo una persona molto riservata era una persona attenta alla comunità, supportava diverse iniziative e ha anche supportato la nostra protezione civile con la messa a disposizione di dispositivi per la misurazione di livelli delle acque, di livelli del vento e anche la misurazione dei movimenti delle frane. Quindi è una perdita veramente incolmabile per la nostra comunità